Buongiorno e bentrovati in diretta su shritalia.com, il nostro canale di informazione e aggiornamento. Come ogni venerdì ci ritroviamo in diretta per analizzare e commentare insieme le novità dell'ultima ora relative ai temi del lavoro, analizzare le ultime sentenze, i messaggi di INPS, Ispettorato Nazionale del Lavoro, e sfogliare la rassegna stampa. Iniziamo quindi subito dalle notizie dell'ultima ora. Fringe benefit del decreto aiuti bis. Con un approfondimento del 27 settembre 2022, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro espone quelle che sono le principali novità relative appunto agli strumenti di sostegno dei cittadini per sopperire ai disagi derivanti dalla crisi internazionale, novità appunto introdotte dal decreto aiuti bis DL 115 del 2022. Su cosa si sofferma soprattutto il documento? Su quelle che sono le novità in materia di nuova soglia di non concorrenza reddituale del fringe benefit, che viene innalzata a 600 euro per l'anno 2022, e sui cosiddetti bonus bollette e benzina. Andiamo quindi a vedere soprattutto le novità con riferimento a bonus bollette e benzina. Bonus bollette. Entro il limite complessivo di 600 euro sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente ai fini IRPEF, nonché dalla base contributiva, quei beni ceduti, quei servizi prestati al lavoratore subordinato e le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche di luce, acqua e gas. Bonus carburante. Il bonus carburante invece è previsto esclusivamente per i lavoratori dipendenti del settore privato nel limite, lo ricordiamo, di euro 200 per lavoratore. A differenza tuttavia del bonus bollette, per il bonus carburante si esclude la rimborsabilità delle spese sostenute dal lavoratore. Si torna a parlare di salario minimo garantito. Arriva l'ok da parte dell'Unione Europea. Arriva infatti il via libera definitivo da parte dell'Unione Europea alla direttiva in tema di salari minimi garantiti. A renderlo noto è il Consiglio Europeo con un comunicato stampa che è stato pubblicato il 4 ottobre 2022. Andiamo anche in questo caso ad analizzare quelle che sono le principali caratteristiche della direttiva. Innanzitutto l'ambito di applicazione. La direttiva, che entrerà in vigore il 20° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si applicherà a tutti i lavoratori dell'Unione Europea. Gli Stati membri avranno poi 2 anni per recepire i temi della direttiva e quindi la direttiva nel proprio diritto nazionale, a meno che non abbiano già introdotto all'interno del proprio sistema una politica attiva sul salario minimo garantito. I punti principali. La direttiva è incentrata su questi principi: garanzia di un tenore di vita dignitoso attraverso appunto il salario minimo, rafforzamento della contrattazione collettiva in quei paesi in cui è coinvolto nella contrattazione meno dell'80% dei lavoratori, il diritto di ricorso in caso di violazione delle norme contrattuali, diritto che sarà garantito da un monitoraggio affidabile e da controlli e ispezioni sul campo proprio per contrastare quei fenomeni di subappalti abusivi, lavoro autonomo fittizio, straordinari non registrati o la maggiore intensità di lavoro. Si torna poi a parlare di trasparenza nei contratti.
tema oramai molto caldo sin dal mese di agosto, sul quale si sono succedute note dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e poi chiarimenti anche da parte del Ministero del Lavoro. Ebbene, il Ministero del Lavoro, ancora con un comunicato del 30 settembre 2022, avvisa adesso che è disponibile online sul proprio sito web la nuova area norme e contratti collettivi, archivio del CNEL. Un'area che è stata creata ad hoc proprio al fine di rendere disponibili e fruibili le principali disposizioni contenute nei contratti applicabili ai rapporti di lavoro privati, e questo proprio in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 104/2022, decreto trasparenza, che, lo ricordiamo, è entrato in vigore il 13 agosto 2022. Decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei crediti da lavoro. Vi segnaliamo un'importante nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, la nota è la numero 1959 del 30 settembre 2022. Con questa nota l'Ispettorato si conforma a quello che era l'orientamento previsto dalla Corte di Cassazione con la sentenza 26.246 del 6 settembre 2022, relativa per l'appunto al termine di prescrizione dei crediti di lavoro. Nello specifico, cosa ci dice la Corte Suprema di Cassazione? La Corte Suprema ha affermato che il termine di prescrizione dei crediti del lavoratore inizia a decorrere dalla fine del rapporto di lavoro, in deroga pertanto a quanto previsto dal principio di quell'articolo 2935 del Codice Civile. Ebbene, l'Ispettorato cosa ci dice con questa nota? Ci dice che durante una diffida accertativa l'ispettore dovrà considerare come oggetto della diffida quei crediti certi, liquidi ed esigibili di cui il termine di prescrizione quinquennale decorra soltanto dalla cessazione del rapporto di lavoro, quindi non più dal momento in cui il credito può essere fatto valere dal lavoratore. Cassa integrazione guadagni, chiarimenti sulla compilazione Uniemes. Ricordiamo innanzitutto come con la circolare numero 76 del 30 giugno 2022 e con il messaggio numero 2637 del 1 luglio 2022 erano state illustrate, con queste circolare, questo messaggio da parte dell'INPS, erano state illustrate tutte le modifiche concernenti gli aspetti di natura contributiva disposte dalla legge di bilancio 2022 in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, quindi CIGO e CIGS, in tema di CISOA, di fondo di integrazione salariale FIS e di fondi di solidarietà. Sempre con questa circolare e questo messaggio erano state anche fornite le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemes. Ebbene, con un altro messaggio che vi segnaliamo molto importante, il 3649 del 5 ottobre 2022, l'INPS precisa che i codici che sono stati istituiti per i periodi pregressi da gennaio 2022 a giugno 2022 potranno continuare a essere utilizzati anche sulla denuncia di competenza per il mese di ottobre 2022. Nuovo bonus poi di 150 euro anche per i lavoratori domestici. A dircelo è Assidant Colf con la notizia del 26 settembre 2022 con la quale ricorda che il decreto aiuti ter ha previsto nel mese di novembre l'erogazione di un bonus di 150 euro anche per colf, badanti e babysitter che siano assunte in regola. Pertanto nel mese di novembre l'INPS erogherà questa indennità una tantum di 150 euro a tutti i lavoratori domestici che siano anche già beneficiari del bonus da 200 euro e abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 24 settembre 2022.
Analizziamo poi adesso qualche sentenza più recente e degna di nota: il licenziamento nullo se la forma scritta è provata per testimoni. Sicuramente molto importante, molto rilevante è questa ordinanza, la numero 26.532 dell'8 settembre 2022, con la quale la Corte di Cassazione ha dichiarato la nullità del licenziamento del lavoratore dipendente che sia stato comunicato durante una riunione e che la cui forma scritta viene provata successivamente in giudizio per testimoni. I giudici fondamentalmente hanno evidenziato che il potere del giudice di ammettere d'ufficio ogni mezzo di prova non può riferirsi ai requisiti legali ad substantiam dell'atto del contratto. In altri termini, la prova del licenziamento che deve essere intimato per iscritto in quanto prova a sostanza, non potrà essere data per testimoni. In questo caso quindi il licenziamento è stato dichiarato nullo. Cambio di mansioni e rifiuto di visita medica. Anche in questo caso invece il licenziamento è legittimo. Non configura infatti un'eccezione di inadempimento rilevante ai sensi dell'articolo 1460 la condotta di quella lavoratrice che, a seguito di un provvedimento di ebizioni a mansioni inferiori, rifiuti di presenziare per ben due volte alla visita medica di idoneità per lo svolgimento delle mansioni. E lo faccia proprio al fine di contrastare quello che lei ritiene un illegittimo demansionamento. Questa condotta, quindi lo ripetiamo, non configura un'eccezione di inadempimento rilevante ai sensi dell'articolo 1460. Pertanto il rifiuto da parte della lavoratrice di prestare l'attività lavorativa in reazione a questo provvedimento di demansionamento è ritenuto illegittimo e giustifica quindi il conseguente licenziamento per giusta causa senza preavviso. A ribadirlo, è la Corte di Cassazione con un'altra ordinanza rilevante, la numero 26.199, depositata il 6 settembre 2022. Da ultimo un'altra sentenza, la numero 29.367 del 25 luglio 2022, attraverso la quale la Cassazione penale afferma che la tutela del testo unico sulla sicurezza, quindi le norme contenute nel decreto legislativo 81 del 2008, si applicano anche in ipotesi di svolgimento di prestazione occasionale, quindi a prescindere da quello che è lo strumento contrattuale utilizzato per la formalizzazione del rapporto. Vediamo poi gli appuntamenti della prossima settimana. Non possiamo non citare il nostro main event, il nostro appuntamento di martedì 11 ottobre dalle 14.30 alle 18.30. Saremo alla Triennale di Milano per l'Agenda 2030. Tema di quest'anno sempre il futuro al lavoro, le aziende e le start-up scrivono la New Way of Working. Altri appuntamenti con la formazione professionale: giovedì 13 ottobre con Elisa Pavanello ci prendiamo un'ora dalle 15 alle 16 per parlare di licenziamenti individuali dopo le sentenze della Corte Costituzionale. Vedremo cosa cambia e soprattutto cosa cambierà nel breve termine. Anche per oggi è tutto, io vi ringrazio per l'attenzione, vi do appuntamento alla settimana prossima, sempre in diretta su shritalia.com.